partecipare e sentire di persona. Volevo esserci per testimoniare, a parte che adesso vai tranquilla. No, sono io. Sei tu, Sì. Cioè praticamente noi siamo qui oggi perché si sta dando un'iniziativa popolare contro una centrale nucleare possibile qui a Cirras. Di conseguenza tutte le persone che sono qua stanno manifestando la loro opposizione. Tu Patrizia, la tua opposizione? La mia posizione è netta, no al nucleare. Certo. Sì, per la mia terra, per la salute della gente, per far sì che la gente venga informata soprattutto su quello che vogliono fare. Qui a Cirras o comunque sia, a parte che è un problema mondiale, il problema del nucleare non è solo un problema della Sardegna. Certo. I territori inquinati sono ovunque. Oggi abbiamo avuto anche delle testimonianze che non è soltanto la questione nucleare che noi abbiamo qui in Sardegna, abbiamo il problema delle basi militari che praticamente prendono molto del nostro territorio e dove sarà possibile, come diceva la nostra amica del Gettiamo le Basi, poter andare a dislocare quelle che sono le scorie che vogliono portare qui, giusto? Cioè tu che sei una donna molto impegnata sotto questo aspetto qua, mi hai manifestato il fatto che tu non sei d'accordo di accettare una cosa del genere. No, non lo sono, no. Vero? Non lo sono, no. E perciò stai facendo anche delle iniziative in zona. Sì, stiamo cercando, sabato scorso è nato un comitato che si oppone al nucleare, ma è sul nascere, quindi insomma stiamo ancora organizzandoci. Perciò è troppo poco, io non posso dire molto proprio perché è talmente una cosa giovane, però comunque c'è l'intento forte e determinato, no? Di alternative, energie alternative, ci stiamo documentando, l'intenzione è di creare una consapevolezza, certo, un forte movimento che soprattutto quello che accade, certo, nel nostro territorio, coinvolgere le persone, perché Patrizia, io vedo che sei insieme alla donna Paola, una cantadora, il Saburu che una cosa l'inai, magari Zadru Vinza, no. Visto che siete anche amiche. Io mi da sempre di questa amica, poi da poco nota voi, la conosciamo come amica di Facebook, ma non abbiamo mai vista in realtà. E mi da sempre di questa donna una mano a giù, si ricorda di firma sul referendum contro il gas nucleare, dunque questa bella cosa è già grara in gustato, visto che non si conosce dei esatti su che va su brusche dei sfuetti. E dunque poi dopo si pensa con Bidai Castello, Patrizia poi vai a scuola di Sadru, te sei uno studente di San Maestra, sa cantadora, ma porta a smera a vedere si braccio. Sì, ma io ho iniziato anche a scrivere in sardo, sta brava, Poi hai scritto sulle nostre posizioni, possa nazione in Sadru, invece che in italiano, no? Si può cominciare a provare, a scrivere, no? Non sarebbe male. Significa su sa lingua nostra, condonato de sovranitaria, ci come ti sentivo a bollepica questa terra nostra, torre. Certo, io vi ringrazio tutte e due, donne meravigliose. Grazie. Grazie a voi.